Abbiamo la condizione di una tempesta perfetta. Sappiamo che abbiamo previsioni peggiori del 2010. Questo è poco ma sicuro. La sensazione è che qualcosa sarebbe cambiato per sempre, che il Veneto poi non sarebbe più stato lo stesso. L'inizio dell'emergenza, nelle parole del governatore Luca Zaia, è impegnato nel primo di tanti vertici alla protezione civile regionale. Il 28 ottobre l'allerta è chiara e si predispongono le misure di sicurezza per ciò che verrà, a partire dalla chiusura delle scuole e delle aziende nelle zone interessate. Prima sarà l'acqua, poi dal giorno dopo il vento. Danni per quasi 2 miliardi, 166.000 utenze al buio, centinaia di evacuati e distrutti 28.000 ettari di bosco su 100.000 complessivi. Tutto inizia quel 28 ottobre quando, come previsto, piove a dirotto. È la domenica nella quale il Bigontina a Cortina si gonfia fino a far paura. La sua furia travolge un escavatore impegnato nella rimozione dei macigni che rotolavano spinti dalla corrente. Prima evacuazione e prima istantanea del disastro che verrà e che già dalle prime ore del giorno successivo spinge Zaia a un altro vertice d'emergenza. Siamo preoccupati perché la previsione originaria ci parlava di 400 mm d'acqua per metro quadro, che sono 40 centimetri. Però è come se noi facessimo un quadrato di un metro quadrato e pensassimo di avere l'acqua fino alle ginocchia, per capirci. Poi sarà il giorno dell'acqua alta record a Venezia, del fiato sospeso per i grandi fiumi, della paura per il Piave che devasta l'area golenale ricoprendola di fango. E infine il ciclone che, come un'enorme palla da bowling, abbatte gli alberi. È Vaia, un nome impossibile da dimenticare, a maggior ragione un anno dopo, quando il Veneto fa i conti con i cantieri della ricostruzione. Stiamo parlando dell'unica regione che è riuscita a chiudere velocemente la partita finanziamenti, quindi abbiamo investito in cantieri 377 milioni di euro, 1746 cantieri a settembre del 2019, quindi in pochi mesi. Dobbiamo ancora fare un sacco di lavoro, abbiamo ancora tutto il tema dei siti valanghivi e sono quasi 250 siti. È stato fatto molto e molto c'è ancora da fare e pensare al futuro, come il bacino di laminazione a Ciano del Montello, indicato da più parti come unica via per scongiurare un disastro peggiore sul fronte del Piave. Noi stiamo andando avanti su quella partita, dobbiamo andare avanti però con i bacini di laminazione, che significa mettere in sicurezza tutta la bassa Piave e tutti quei territori che, se ci fosse uno sfondamento arginale, veramente avremmo dei guai e anche il rischio di vite umane.